dice accardito. Ma ragazzi, com'è stato ucciso sto bambino? Fatemi sapere, raccontatemi un attimo, ragazzi. Io non sapevo niente, io stavo in diretta, ragazzi, tenetemi aggiornati di questa cosa. Pino, qualche giorno vienimi a trovare. Pasquale Delvis, ti faccio trovare un po' di vino buono. Grazie Pasquale. Il papà ha ucciso il figlio e la sorellina di 4 anni in gravido di suo. Ma chi sta ne prendendo la capa? Ma accardito, ragazzi, ma siamo sicuri? Madonna, veramente sta cosa? Ma com'è successa questa cosa? Ma chi non sono buoni? Andiamo a vedere. Ma voi mi fate compagnia? Io sto in autostrada. Buonasera. Ma Cardito dove, Cardito? La strada? Posso condividere il video mio? Sì, certo. Mamma mia, quante cattiverie, ragazzi, quante cattiverie. Bambino morto, mamma mia, un'altra bambina in gravi condizioni, ma che stiamo perdendo il corpo? Maurizio Reggi. Pino, ho condiviso cronaca della Campania, bravo. E andiamo a vedere, ma già l'hanno arrestato a questo, l'hanno portato solo ci potevo spaccare la capa, sto in merda. Veramente la gente non ce la fa più, Pino, sì, lo rimangono con... Mamma mia, la mamma è rientrata, ha trovato il figlio morto e la figlia massacrata e un'altra illesa. Madonna mia, un marito lo sto in merda, su spurcrom. Gesù, mamma mia. Ciao Gilberto. E tutto questo è successo a Cardito qua. Buonasera Raffaella. Cioè, queste cose proprio non le sopporto proprio, ragazzi, mi fanno proprio male. Ma quanta cattiveria, ma non si può essere un poco buoni nella vita. Internet dice che il compagno della mamma non il padre, addirittura anche il compagno. Ma uguale, il compagno, il padre sempre una chiave con me. No, io penso che a Cardito un buffo di mazzate. Ma non ho capito, mamma, se lo sono già portati in caserma, non lo so. Ciao Marco, buonasera, quante brutte notizie, mamma mia. Ma capito, è tragedia. Io penso che la Cardito mo viene proprio bloccata, Cardito. Cioè, guardi, la polizia non l'hanno fa proprio, cioè, ad a buscare un personaggio del genere, ad a buscare proprio che immazza in capo, scusate la parola ragazzi, ma ad a buscare via Marconi, mo ci arriviamo. Ad a buscare proprio che immazza in mano, che frusta, con le fruste proprio in mezzo alla piazza, non mi immerdichista. Che vigliacco, i bambini non si toccano, quante volte lo dobbiamo dire, vigliacco, né femmine e né creature si toccano. Si spurcrom. Ma che ora è successo questo? Potete farmi sapere questo che ora è successo? Che tristezza veramente, ragazzi. Ma che hanno fatto del male sti bambini? Che hanno fatto del male sti bambini, ragazzi?
vabbè, personaggio nel senso che non mi immerda, no? Quello che è un personaggio in che senso che è un uomo di merda. Cioè, e queste persone mo gli danno pure lo stato mentale che non sta buono, non si fa manco 3-4 giorni di carcere un uomo come questo, capisci che voglio dirvi ragazzi? Qua sta piovendo pure. Ciao Angela, buonasera. Lui mi pare 34 anni. Ehi, ma l'hanno beccato, l'hanno trovato, non lo so. Vabbè, chi mi chiamano? Cioè, chi mi chiamano perché sta la replica in onda, si pensano che io sto ancora in diretta. Adesso stanno pure cagando. Ah, l'hanno arrestato. No, ma una persona del genere deve morire, deve soffrire, deve morire una persona del genere, ragazzi, ma l'hanno arrestato che hanno concluso, si guardia. Ma l'hanno scamazzata proprio il popolo, l'hanno scamazzata a mezza aria da buscare. Una persona del genere deve proprio soffrire, deve proprio essere scamazzato in persona. Un resto, che hanno concluso, queste creature, cioè ma stanno pazziando, ha distrutto la vita di questi ragazzi. Mamma mia, quante cattiverie, mamma mia. Bravo Romano. Non sapevo di questa notizia su un merda che ha ucciso a un bambino, un'altra grave, mamma mia, un'altra bambina grave, ma chi sono buone cagavo? Ma chi sta arrivando? Arrivare a sta gente? Buonasera Carmelo. Che cattiveria ragazzi. Io stavo andando a prendere il mio amico Ciccio che è un comandante dei carabinieri di Scampia, che lui scende, dobbiamo andare in un locale a parlare per la pubblicità. Sto al lavoro fino alle 20. Ciao Antonio. E mo prima che vado in caserma da lui a Scampia passo un attimo per Cardito e vediamo che sta succedendo a Cardito ragazzi. Mamma mia, manca 1 chilometro per Cardito a me, sono quasi alla Fragola. Ma come si può ammazzare un bambino e fare tutte quelle cose? E poi lo Stato lo deve difendere dai cittadini a questa persona, questo animale, no persona. Se fossi lo Stato lo scamazzasse, ma proprio a torturarlo per 10 ore, capito? No? E poi toglierlo dalla faccia della terra un soggetto del genere, ragazzi. Si possono sentire queste cose, ma accidenti creature, ma queste creature che hanno fatto del male anime innocenti, questi bambini. Madonna mia, mamma mia. Che sofferenza, questi bambini, mamma mia, mamma mia. Ma che sono proprio... Ma non voglio dire malati mentali perché dopo non li arrestano nemmeno. Qui sono proprio carnefici, sono proprio delle bestie umane. Alla sorella gli ha massacrato il volto. Alex, ma che mi stai scrivendo? Mi stai facendo sentire male? È allucinante proprio, veramente, Carmelo. Sto accardito, ragazzi, sono arrivato adesso. È allucinante una cosa del genere, è allucinante ragazzi, è allucinante. Cioè, che mi fa? Tu quando fuori la casa dei carabinieri, hanno a buscare prima i carabinieri che se lo difendono, voglio. Chi sta da morire, ha da soffrire e da morire, un personaggio del genere, voglio, ha da morire proprio, ha da morire. Prima ha da soffrire però. Che vogliamo fare?
Però cerchiamo di capire un attimo la storia come è andata, perché queste cose sono brutte, sentite ragazzi. I bambini non si toccano, né donne né bambini. Perciò dico, vedete, gli uomini non sono tutti quanti uguali, a me mi fa male sta cosa, ma credetemi, mi fa male proprio assai ragazzi. Gli uomini non sono tutti quanti uguali, attenzione. Cioè, questo è un uomo, questa è una bestia, è un pervertito, è uno sporco sussuso. Ma come si fa a ammazzare un bambino? No, Ciro, non è che i carabinieri difendono, purtroppo i carabinieri devono fare il loro dovere e diciamo non dare a impasto al popolo un personaggio del genere, uno schifoso del genere, sennò passano prima i guai loro i carabinieri, capite? Perché la legge è legge, bisogna rispettare la legge, capito che dico? Però ciao Mimmo ammirato, grande Mimmo ammirato. Mimmo, mo mi stanno dicendo che qui a Cardito, io sto a Cardito ragazzi, però non so la strada, se mi indicate qualcuno di voi la strada, poi mi trovo a Cardito, vedete? Cardito. Se qualcuno mi può indicare la strada, è stata una lite tra i genitori, purtroppo hanno pagato la pena quei poveri piccoli, mamma mia Cira, mamma mia. Mi trovo a Cardito, se mi indicate la strada dove stanno questi bambini, dove è successa questa tragedia, su Spurk in Merd, su maledetto Spurk, mamma mia che cattiveria ragazzi si sente. Ma come si fa a ammazzare i bambini? Un padre? Non lo so, come si fa? Mimmo, ma tu stai sentendo Mimmo? Paolo, ma state sentendo con le vostre orecchie? Com'è la strada? Metti il navigatore, ma come metto il navigatore che la tengo a diretta qua? Sto in diretta, come faccio a mettere il navigatore? Sto accardito però adesso. Dov'è che è successa questa tragedia, ragazzi? Non è che posso girare tutte cardite così. Via Marconi, ok. Chiediamo via Marconi dov'è qua. Ma che cattiveria che si sente sulla faccia, che cattiveria, mamma mia che cattiveria. Aspettate, devo chiedere via Marconi dov'è ragazzi, perché non lo so, non sono di Cardito, Buonasera, scusami, via Marconi. Via Marconi, non lo so, guarda, ma non mi sa Cardito. È il centro storico di Cardito, però non so indicarti bene dov'è. Grazie. Ma non credo che sarà ancora gli arresti lì a via Marconi, penso che già l'avranno portato in caserma su schifoso. Penso, Via Marconi, vediamo un attimo via Marconi dov'è. Ragazzi, via Marconi. Allora è successa la tragedia, no? Ma sta ancora un bordello? Dritto? Ah sì. Grazie. Vicino alla villa comunale, ok. Mamma mia, che schifo. Ciccio, dammi un attimo mezz'ora, Ciccio. Ci vediamo in caserma fra poco, Ciccio. Sto un attimo accardito. Tu fatti la doccia, preparati. Ci vediamo in caserma fra poco, Ciccio. Andiamo a vedere un attimo che è successo qui, il fatto della tragedia del bambino. Un attimo solo, via Marconi, via Molino. Non riesco a capire via Marconi dov'è. Aspettate un attimo, ragazzi, scusami, via Marconi. Perché ho fatto la tragedia del bambino. È qua allora? Grazie. Ok ragazzi, siamo arrivati, mamma mia, la pelle d'oca. Che storia. Sto un bordello ragazzi, c'è un bordello esagerato,
Un attimo ragazzi. Aspettate un attimo ragazzi, non mi muovete, aspettate un attimo ragazzi, non mi muovete. Se no come faccio a fare i presi pure io? Aspettate un attimo. È obbligatorio devo fare le riprese, no? Un attimo solo ragazzi. Solo ragazzi. Sì. Scusami, la metto un po' più avanti, aspetta. Scusate un attimo ragazzi. Sposta un attimo la macchina. Un attimo. Condividete ragazzi, condividete questa diretta. Purtroppo è una tragedia qui dove sono stati ammazzati 2 bambini. Il problema è che sto solo io prima di dire la telecamera. Ah sì, Pino Grazionato. Si tiene Grazione. Sì, ciao. Allora, vediamo un attimino qua ragazzi, tragedia a Cardito, purtroppo. Come fai a giocare un attimo telefono qua? Scusa, stanno in diretta. Sì. Togli la mano davanti.
per sempre faccio sotto e così. Grazie. Prego. Ragazzi, purtroppo, allora ecco qua, adesso vi aggiorno tutto, massima condivisione, ci troviamo a Cardito, dove veramente è successo una bruttissima cosa. Ma lui è stato arrestato, questa persona, è già stato portato via. Che è successo? Un bambino solo morto e altri feriti. Quindi un bambino morto era il papà o il convivente? Il convivente? Il convivente di questa donna ha massacrato e ucciso un bambino, purtroppo ragazzi, e c'è anche un'altra bambina in gravi condizioni. Questo soggetto è stato già arrestato, portato in caserma e tutto ciò è successo in questo palazzo. Il bambino morto ha 7 anni, ragazzi, la bambina è stata ricoverata e non è nemmeno il padre, è il convivente della donna. Non ho parole, ragazzi, di quello che succede, non ho parole, è vergognoso, totalmente vergognoso, non ho parole proprio. Credetemi, non ho proprio parole di quello che è successo. Ma carissimo, ma questo l'ho già portato via, giusto? Qui ma siamo alla volta delle 3. E la bambina sta bene, se notizie? La bimba fortunatamente sta bene e i medici reputano il suo stato comunque non in pericolo di vita, però hanno utilizzato un termine che è molto scioccante, cioè la bambina è completamente sfigurata, cioè ha ricevuto talmente tante quelle botte in faccia da non essere più riconosciuta, però fortunatamente non ha traumi che possono essere considerati letali. E lui non è il padre comunque? No, è un ragazzo di origine marocchina, figlio di un marocchino, lui è italiano ed era compagno della signora, dovrebbe avere intorno ai 23-24 anni. La signora italiana? Sì, di 27-28 anni, 3 figli, il terzo fortunatamente non è stato proprio toccato. Sì? Comunicazione, io Sì, lavoro comunicazione. dell'agenzia di comunicazione, buon lavoro. Grazie caro. Marocchino ha ammazzato questo bambino di 7 anni, che non è il figlio, ha sfigurato questa bambina, ha sfigurato questa, poi abbiamo Mediaset, abbiamo Rai e ci siamo anche noi, dalle Capri News e TV Paradise e Appia Polis. Purtroppo anche questo è capo, ragazzi. Avete capito? Totalmente vergognoso. Marocchino, lo ripeto, ha ammazzato questo bambino di 7 anni e ha sfigurato questa bambina. Vediamo un attimo che succede, ragazzi. Totale vergogna, ragazzi, totale vergogna. Totale vergogna. L'ha sentito oggi pomeriggio? Ha sentito qualcosa? Niente proprio? Non ha sentito neanche lui? Vabbè, cazzo, Lui se ne va.
No, io non ho sentito, era il prezzo della comunità. In questo pomeriggio, sì, perché sentivo che rumore sentivo, signora, quando andavo a vedere? Ah, sentivo solo i carabinieri. Lei non abita qui, ha detto che lavora in Germania, viene ogni tanto. Faccia detto a dove è successo. Cioè, piano così. Ci sono stati altri casi in passato, altre volte è successo. Questo bambino di 7 anni, lei lo conosceva? No, neanche gli altri bimbi, li ha mai visti? Neanche la signora? Come si chiama? Massima condivisione, ragazzi, vi ripeto quello che è successo in questo momento. Un marocchino ha ucciso un bambino di 7 anni e ha massacrato di botte anche una bambina dove si trova in grave condizione in ospedale questa bambina. Tragedia in famiglia qua, ragazzi, un bambino italiano e una bambina italiana. Questo marocchino risiede qui a Cardito, già stato portato in caserma. È una grande tragedia, vergognosa, annunciata, diciamo, perché questa persona, come si dice, come avete ascoltato, già era molto violenta, purtroppo. Già era molto violenta. Nessuno sa niente per il momento, nessuno sa niente ragazzi, nessuno sa niente. Telegabri News, che succede? Cardito, è successo in provincia di Napoli, Cardito. Appia Polis, Telegabri News, TV Paradise, siamo qui presenti. È vergognoso, totale vergogna per questo extracomunitario marocchino che ammazza un bambino di 7 anni, totale vergogna, un bambino di 7 anni, ammazza e non solo, gravemente ferisce al volto un'altra bambina. Forse sta ancora dentro, no, aspetta, mi dicono che sta in caserma, sì, in caserma, Ma sapete quale caserma l'hanno portato? Quale? Caserma l'hanno portato? Ah, il commissario di Fragura? Sicuro proprio, c'è il
No, penso tutti al commissariato. Ah, tutti al commissariato. Allora, signori, il bambino sta ancora dentro, il bambino morto. Il giudice deve ancora autorizzare da dover prendere il corpo e si trova ancora dentro il bambino morto. La mamma e il convivente, sarebbe il marocchino, la mamma italiana, si trovano nella caserma di Afragola, al commissariato di Afragola di Polizia di Stato. Il bambino purtroppo giace morto in casa dentro, purtroppo ragazzi, purtroppo. Quindi lo stanno portando fuori il bambino. Non ho parole nemmeno io, ragazzi, non ho parole nemmeno io. Un attimo solo. Un attimo solo, ragazzi, che adesso andiamo dall'altro lato. Allora, il bambino si trova ancora dentro, il giudice sta autorizzando per portarlo via da questa abitazione, che è morto il bambino, è stato ucciso da questo marocchino. Telecapri TV Paradise. Quindi il bambino sta ancora dentro, il bambino. C'è l'autorizzazione, stiamo aspettando l'autorizzazione. Buonasera. E la bambina si è in ospedale a San Docuno? No, sì. Aspettate un attimo, ragazzi. Sì, un attimo solo, ragazzi, adesso vi faccio vedere tutto. Un attimo solo, ragazzi. Ecco. Ecco, ragazzi. No, non era il padre, era il convivente di questa ragazza italiana, questo marocchino, naturalmente senza permesso di soggiorno, già che presentava minacce quasi tutti i giorni a questa famiglia e ovviamente purtroppo questo bambino è stato ucciso. E totale vergogna, totale vergogna. Totale vergogna, ragazzi, totale vergogna. Quest'uomo non deve essere sbattuto in galera, ragazzi, quest'uomo non deve essere sbattuto in galera. Quest'animale, perché la violenza sui bambini e sulle donne non ci deve essere, non deve esistere, non deve esserci, non deve esistere, assolutamente no. Sì, prego. E la madre continuava a subire queste minacce, ragazzi, dove oggi si è scatenato questo pazzo pervertito. Questo è un pazzo pervertito, è una bestia che non solo deve essere cacciato via dall'Italia, ma deve essere fatto a pezzi, a pezzettini deve essere fatto. Accardito. Questo signore si trova al commissariato di Afragola.
7 anni, 7 anni. Il bambino si trova ancora in casa, dove il giudice sta per autorizzare che verrà portato via il corpo di questo bambino di 7 anni. La bambina sta in gravi condizioni all'ospedale Santo Bono. La bambina è stata sfigurata il viso violentemente da quest'uomo. Totalmente vergognoso, totalmente vergognoso. I bambini non si toccano, né i bambini né le donne. Totalmente vergognoso. Questi animali ce li abbiamo in casa nostra. Purtroppo questi animali ce li abbiamo in casa nostra. Non era nemmeno il padre del bambino, questo marocchino. Povero piccolo, povero piccolo, povero piccolo, povero piccolo. Povero piccolo. Ci vuole più protezione, vediamo che succede. Aspettate ragazzi. Che succede? Vabbè, c'è Sky. C'è Sky in diretta. Vi ricordiamo che noi siamo Telecapri News TV Paradise. Telecapri News TV Paradise. Vi stiamo annunciando purtroppo la tragedia di questa famiglia, di questi bambini. Ecco ragazzi, adesso il bambino si trova ancora lì morto, che giace a terra. L'altra bambina è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Condividete su tutti i gruppi ragazzi. Nemmeno il padre, sì, giusto? Non era il padre, era il convivente della mamma italiana, questo marocchino. Ovvio, senza permesso di soggiorno, questi liti succedevano sempre qui. Anzi, ma voi lo conoscevate a questa persona? Non l'avete mai visto? Beh, questo sì, sicuramente lo sappiamo anche noi che... Come... Ma non è il figlio, è il figlio della compagna, non è il figlio. Non è il figlio, ma il bambino sta ancora lì morto. Mamma mia, povera anima, povera anima. Povero bambino, mamma mia. Sì. Vergognoso ragazzi, vergognoso. Ma voi l'avete mai visto questo? Ma siete della zona voi? No, ah, di Fretta Maggiore. Quindi questo è stato portato in caserma da Fravola, se ho capito bene. A Fravola. E il bambino si trova ancora dentro... il magistrato. Ancora dentro il magistrato. Ma che è successo tutto giorno? 2:30. Alle 2:30. Ma non si sa come l'ha ammazzato questo bambino? Che succede? Con le mani? Quello che si sa, sì. Quello che si dice, no? A botte. Allora, adesso mi stanno dicendo, perché io sono arrivato solo adesso, mi dicono che questo bambino è stato ammazzato a botte da questo animale e oltretutto ha sfigurato il volto anche alla sorellina, che la sorellina si trova all'ospedale Santo Bono in gravi condizioni. Questo animale, questo è solo un animale. Questo è solo un animale. Vorrei chiedere, ragazzi, ma cortesemente un'informazione, ma voi lo conoscevate a questa persona, questo marocchino? Nessuno lo conosce? Sì, voi siete della zona, siete di qua.
Così le cugine Brigide. Sì, sì. La mamma di Sol. Siamo giocati in telegiornale. Ma non lo conoscevo? No, non sta applicato da... Poi siamo passati questi foto e le ci siamo filmati. Ah, ho capito. Non guarda più. Che cosa è successo? Un bambino di 7 anni è stato ucciso a botte dal convivente della madre, da un marocchino. Vediamo che succede qua, ragazzi. Vediamo che succede. Ecco, ragazzi, è arrivata la polizia, il giudice, dove, come vedete, il bambino si trova qui dentro. Condividete ragazzi, condividete. Ma è vero ragazzi, ma pure io dico, non serve proprio, è un animale perché non si può toccare un bambino a una femmina, è un animale, ma voi siete della zona voi, e non sapete questo personaggio, non lo sapevate proprio, è un animale, è una bestia. La figlia si resta in gravi condizioni, con il volto sfigurato, in gravi condizioni. La figlia non di lui, perché quello non è il padre. Lo sapete, non è il padre. Non è il padre. È il compagno della mamma, che la mamma è italiana, lui è marocchino. Lui è marocchino. No, non sono figli suoi. È il compagno della mamma e il bambino si trova qui dentro morto. Il bambino si trova qui dentro morto. Condividete ragazzi, condividete tutti, condividete questa diretta. È una bestia, no? Forse è una bestia. Cioè non c'è definizione, non si può definire che animale è questo. Non si può definire. E le persone qui dentro, nessuno ha sentito e nessuno ha fermato sto